Prendiamoci il nostro tempo, voi avete fretta? Allora, c'è una canzone che, siccome questo è un concerto in realtà poteva pure non essere, ma insomma un po' più acustico, dice da che si evince, effettivamente c'è una chitarra elettrica, il basso elettrico, senza la corrente non staremo suonando, a te manca solo il tono, a me un po' di roba, di amplificatore, chi se ne frega, l'importante è che la dinamica è diversa, il modo in cui si porgono le cose, il modo in cui ci guardiamo, il fatto che c'è la luce, questi alberi, il contesto, tutto questo lo rende un concerto diverso. Ci sono canzoni che si adattano a situazioni diverse, altre che è giusto adattarle. Non so se questo è il caso, però questa canzone, che è praticamente l'unica del nuovo disco che cominceremo a suonare fra un po' di tempo, che stiamo però facendo lo stesso, perché è una canzone che dal momento in cui è nata si è presa la sua strada e la fa indipendentemente, ed è una strada importante, ma non perché l'abbia scritta io o non perché ci abbiano partecipato altri come Rancore, come Manuel Agnelli, ma perché quello che racconta questa storia, il modo in cui cerca di parlare delle nuove generazioni, alle nuove generazioni, forse alle vecchie come la mia, perché le capiscano. Quella è una strada appunto imboccata forte, potente, che ci ha fatto capire subito che era un argomento che andava trattato. Però poi ci sono modi e modi, c'è la potenza dell'orchestra, c'è il palcoscenico così spaventoso, per quanto piccolo alla fine, di Sanremo, e poi ci sono contesti come questo, in cui siamo seduti su un prato, chi più chi meno, sotto degli alberi. E allora per provare a seguire questo modo, ve la suoniamo in un altro modo. Abbiamo cambiato le armonie, abbiamo cambiato un po' di cose, il risultato probabilmente sarà una cagata, però apprezzate l'intento e comunque resterà una cosa che avete visto solo voi e da un'altra parte di un'altra montagna una settimana fa. La seconda volta che la proviamo, però abbiamo sbagliato un po'. Questa la vedremo stare un po' meno. Però si tratta di capire. Fa diesis maggiore, mi bemolle minore, fa quarta, fa maggiore. A un certo punto lo spero, vabbè, ve li chiamo, facciamo tutto in diretta qui davanti a voi. Partiamo dal tempo,
già da più di 10 che ho smesso di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori, e voi lasciatemi perdere, si devo. Pensieri che io mi spendo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che specchio di questo inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio con gli occhi. Sono fiori scarabocchi in un quaderno, uno zaino come Paolo al piede, un'aula come cella. Suonerà come un richiamo paterno, il mio nome dentro la pelle, come una voce materna, la campanella suonerà. È un mondo nato dall'arte, per questo artificiale, in fondo un mondo virtuoso, forse per questo virtuale. Non è una specie a rendermi speciale, dicono che tanto è un movimento chimico, un fatto mentale, io che non mentivo, che ringraziavo ad ogni mio respiro, ad ogni figlio, ad ogni brivido della natura. Io che ero argento vivo in questo mondo vampiro, mercurio liquido, se leggi la nomenclatura. Ho 16 anni, ma già da più di 10 vivo in un carcere, c'è un equivoco nella struttura e fingono ci sia ancora un farmaco, ma se misure parlano, mentre mio padre mi spiega perché è importante studiare, mentre mia madre annega nelle sue stesse parole. Tengo la musica al massimo ancora, ma non capiscono un cazzo, no? E allora mi dico un trucco per comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto, con un bambino distratto davvero normale, che sia più facile spegnere che cercare di contare. Io che ero argento vivo, signore, io così agitato, così sbagliato, da continuare a pagare in un modo esemplare qualcosa che non ricordo di avere mai fatto. Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.